8 marzo, giornata mondiale della donna e 8 marzo intitolazione della piazza di Ballò a Tina Anselmi, una coincidenza? No, assolutamente no, ci sembrava davvero un modo, ricordando che questo non è un giorno di festa, ma insomma è appunto la giornata internazionale, mondiale che dir si voglia, dedicata alle donne, ma contro la violenza, perché ricordiamo come è nata, erano donne, quelle che hanno perso la vita, che combattevano per i loro diritti. Quale migliore esempio della prima donna ministro, la donna che poi ha contribuito in Parlamento a istituire la prima Commissione nazionale pari opportunità e quindi alla legge delle pari opportunità, una donna che ha fatto dell'esserci e dell'impegnarsi ed era la sua vita, era lei, come ci ha ricordato la nipote che abbiamo avuto l'onore di ospitare, quindi non è assolutamente una coincidenza, ma una donna davvero importante che vogliamo che rimanga a memoria imperitura, e quindi anche questa piazza di una comunità importante del nostro comune, Ballò, e ci è piaciuto anche tantissimo il coinvolgimento dei bambini, di tutte le due scuole qui presenti, anche i piccolissimi, ma soprattutto è stato fatto un bel lavoro anche grazie agli insegnanti che ci hanno aiutato a far conoscere questa figura e l'hanno definita un mito, una donna mitica, che lo è davvero. Il comune di Mirano è molto attento appunto alla toponomastica femminile, non è la prima piazza che viene intitolata ad una donna, ci sono anche molte vie. No, siamo stati un po' delle antesignane perché abbiamo dedicato una piazza alla figura di Etty Hillesum, che non era molto conosciuta perché è una donna che è morta nei campi di concentramento, ma è una donna che soprattutto in tutto il suo periodo ha scritto molto e ci ha lasciato delle testimonianze importanti anche come cattolica, perché poi si era avvicinata alla fede. E siamo stati tra i primi e poi si è diffuso anche la conoscenza di questa figura di Etty Hillesum, ma noi abbiamo, credo, siamo all'8ª intitolazione, insomma, poi abbiamo una via dedicata alla prima donna laureata, Elena Cornaro, Piscopia, che è vicina anche agli istituti scolastici dove c'è appunto che sono intitolati a lei, ma ci pareva importante anche una via. Abbiamo a Santa Bachita, comunque, che è a Zianigo, poi abbiamo intitolato a Vetrego una via di Ilaria Alpi, una figura sulla quale purtroppo non sono ancora state trovate le responsabilità, ma non vogliamo dimenticare, anche questo serve per non dimenticare queste donne importanti. Altre iniziative so che riguarderanno le donne per il mese di marzo. Beh, è ovvio, marzo è un mese come dire, dedicato in maniera particolare, però noi ci teniamo a dire che l'impegno è 365 giorni all'anno, perché insomma mi pare che l'importante è non smettere mai di impegnarsi per delle pari opportunità reali, per i diritti e soprattutto affinché ci sia sempre una più ampia diffusione a partire dai più giovani di una cultura di rispetto delle donne. Mi pare che sia assolutamente importante, ahimè, alla luce di tanti fatti di violenze che ci sono ancora. Grazie per l'impegno che ci mettete. Grazie. Grazie, grazie a voi.